Ciao e ben ritrovati! Oggi prepareremo una crostata sbriciolata di ricotta e more, un dolce delicato ma soprattutto buono e facile da preparare. Ecco gli ingredienti che ci serviranno. Per la frolla 220 g di farina 00, 70 g di zucchero, 75 g di margarina vegetale, un uovo, 5 g di lievito per dolci e un pizzico di sale. Per il ripieno ci serviranno 260 g di ricotta, 50 g di zucchero a velo, 125 g di more, 50 g di marmellata ai frutti di bosco e zucchero a velo per decorare. In un mixer inseriamo la farina, lo zucchero, il burro, il lievito e un pizzico di sale e frulliamo per qualche secondo. Otterremo così un composto di briciole. Poi aggiungiamo l'uovo e frulliamo fino a quando non si sarà ben incorporato. Adesso mettiamo la frolla in un foglio di pellicola trasparente, la avvolgiamo e la lasciamo riposare in frigo per circa 20 minuti. In questo lasso di tempo prepariamo il ripieno. Aggiungiamo alla ricotta lo zucchero a velo e mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio e senza agrumi. Adesso assembliamo il dolce. In una teglia imburrata e infarinata del diametro di 20 cm inseriamo a piccoli pezzi l'impasto. Ne serviranno circa la metà, l'altra ci servirà per la copertura. Lo compattiamo per bene sia alla base che ai bordi e bucherelliamo il fondo con una forchetta. Adesso versiamo il ripieno di ricotta e lo livelliamo per bene. Aggiungiamo la marmellata e la spalmiamo sulla superficie e aggiungiamo parte delle more, affondandole delicatamente nel ripieno. Infine copriamo con delle briciole di impasto e le restanti more. Inforniamo in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Ed ecco il nostro dolce appena sfornato. Quando sarà freddo lo decoriamo con lo zucchero a velo. Una deliziosa torta alla quale non potrete resistere, con un ripieno davvero goloso.